Io voglio solo proporre un dato perché sia chiaro ai cittadini del Veneto di cosa stiamo parlando. Oggi un ricovero ospedaliero costa dai 5 ai 600 euro al giorno e molto spesso questi ricoveri sono legati non tanto alla patologia del paziente che è in ospedale, quanto al fatto che a casa propria questo non è in grado di tornare perché c'è una fragilità sociale. Se noi moltiplichiamo questi giorni di degenza per il risultato economico, ci rendiamo conto che quei soldi che noi risparmiamo nella sanità possiamo utilmente investirli nel sociale perché le famiglie siano nelle condizioni di assistere coloro che hanno bisogno. Il fondo per la non autosufficienza passa da 705 milioni a 721 milioni. Un grande sforzo. La Regione del Veneto crede che investire nel sociale vuol dire investire nella società, vuol dire risparmiare in altri settori. Noi questo abbiamo fatto, perciò per questo è una scelta precisa e puntuale. Non garantire quello del 2010, ma siamo andati oltre di 16 milioni. Sì, è stata una scelta etica, è stata una scelta secondo me coraggiosa perché riteniamo di essere portatori di quei valori che sono oggi indispensabili per affrontare il futuro della nostra società, che non è una società di vecchi, è una società che vive di più, dove si allunga la vita, ma noi oltre alla durata della vita vogliamo allungare la qualità della vita dei cittadini del Veneto. Tremonti annuncia 6 mesi fa un taglio di 400 milioni generale, se un taglio lineare c'era era di 50 milioni. La Regione del Veneto ha deciso con forza di investire più 16 milioni rispetto al bilancio 2010, in un momento dove i miei colleghi hanno meno 40, meno 60. È stata fatta una scelta precisa, non dobbiamo sprecare però questa occasione per fare le riforme necessarie, per modificare qualche cosa, le politiche sociali del Veneto sono molto buone, ci sono delle cose che però quando c'era abbondanza di denaro nessuno guardava, noi adesso dovremmo guardare con attenzione perché tutti quei soldi vadano ai bisogni reali delle persone.